È tempo di mettere in borsa costume, cuffia e asciugamano. Le piscine, che già dal 29 maggio avevano riaperto le vasche esterne, dal 7 giugno hanno ripreso le attività anche in piscina coperta. C'è una buona affluenza di bambini, dobbiamo dire, perché noi organizziamo da sempre i corsi accelerati durante la stagione estiva e devo dire che le richieste ci sono e sono rassicuranti, diciamo. Anche i nostri adulti, sia dell'acqua gym che per i corsi di nuoto, stanno tornando e hanno voglia di riprendere le loro attività. Si confida nel bel tempo per l'affluenza alle piscine esterne. Le disposizioni anti-Covid continuano sia all'aperto con il distanziamento delle piazzole, sia negli spogliatoi, dove ora è possibile fare la doccia, ma bisogna portarsi il phon da casa. La chiusura degli impianti il 26 ottobre, più di 7 mesi fa, ha segnato in profondità i bilanci di queste strutture sportive e di svago che durante la chiusura per il Covid hanno tenuto aperto solo per gli agonisti e i ristori serviranno a poco. Sono veramente purtroppo poco confortevoli, cioè nel senso che non servono assolutamente a riparare quello che è stato il danno economico. Poco ci spetterà ora che siamo ovviamente ripartiti e per quanto riguarda altri ristori nulla abbiamo avuto, ripeto, possiamo contare solo sulle nostre forze.